Sindaco Pagaggini, proprio l'altro giorno come Media News siamo andati a intervistare in esclusiva l'amministratore delegato di Foremiata Servizi. Un momento delicato per l'azienda, domani 19 ci sarà o non ci sarà l'accordo su questo concordato da parte del giudice. Sì, è un momento delicato, è un momento di preoccupazione, è un momento di apprensione. È una grande azienda del nostro territorio, un'azienda che occupa tra operai e indotti circa 200 persone, un'azienda, devo dire, che anni ormai opera su questo territorio, nata dopo la chiusura delle miniere proprio per dare un aiuto alla chiusura e occupazione alle persone che avevano perso il mondo delle miniere. Ora anche qui è un momento di crisi, è un momento di difficoltà, anche perché al di sopra delle questioni aziendali, gli alti e bassi, comunque ha dato opportunità di lavoro a tutto il comprensorio amiatino. Forse il comune di Piancastagnaio è quello che ne ha usufruito meno di tutti, perché i pianesi sono quelli che attraverso le piccole industrie, i piccoli artigiani in qualche maniera sono usciti fuori da quello che poteva essere, devo dire, un accompagnamento alla propria disoccupazione attraverso certe forme statali, però è stato comunque un aiuto per diverse persone di tutto il comprensorio amiatino. Durante l'intervista l'amministratore delegato dottor Montanari ha riconosciuto probabilmente per la prima volta una vicinanza da parte dell'amministrazione comunale di Piancastagnaio dove risiede l'azienda. Era anche nella sua campagna elettorale uno di questi obiettivi, se ricordo bene. L'obiettivo è quello di cercare di mantenere in tutte le maniere un'azienda di questo tipo. Io non voglio entrare nel merito giuridico della questione, ho grossa fiducia nella magistratura, ho grossa fiducia nella sensibilità verso questo territorio da parte dei giudici che dovranno prendere delle decisioni importanti e essenziali. Una cosa richiesta con molta chiarezza sia in campagna elettorale che ora al dottor Fabio Montanari è quella di una maggiore attenzione al territorio del comune di Piancastagnaio. D'altronde questa azienda è ubicata nel territorio del comune di Piancastagnaio, le acque vengono da questo territorio, la geotermia è stata così importante che addirittura il termodotto è servito esclusivamente fino ad oggi Floramiata, è il comune che non ha avuto, devo dire, dei grossi benefici da questa geotermia dal punto di vista di teleriscaldamento, mentre in altri comuni come a Santa Fiore, in altre zone il termodotto è servito per le abitazioni, questo è servito per riscaldare i 23 ettari di serra. Per cui una grossa attenzione certamente sì, una grande voglia, mi auguro da parte del dottor Montanari o chi per lui di riprendere un'attività in maniera forte, in maniera autoritaria, in maniera di riaprire i mercati che si sono in qualche maniera chiusi, un nuovo management che debba essere più vicino anche ai mercati che stanno sorgendo. Qui nel mio comune è nato questa iniziativa anche della cannabis terapeutica, che credo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere. Insieme a questo dobbiamo andare a cercare anche un ortofrutticolo di nicchia, in maniera tale che si diversifichi anche la produzione e quindi anche l'occupazione. In un momento come questo il comune di Piancastagnaio ha bisogno più di prima di posti di lavoro. Se oggi siamo in netta minoranza rispetto ai comuni anche limitrofi, ad Acquapendente, a Badia San Salvatore, pretendiamo un ruolo all'interno dell'azienda di occupazione maggiore proprio per le difficoltà che in questo momento stanno avvenendo anche nel mio comune. Domani venerdì 19 giugno, ci sarà quindi la decisione sull'accettazione o meno del concordato da parte dei giudici a Montepulciano, del Tribunale. Cosa si auspica lei da sindaco? Io in questo momento, come ho detto, ribadendo la mia fiducia in quella che è la sensibilità dei giudici per un'azienda come Floramiata che da anni opera sul nostro territorio, è quella di una continuità però nella diversità, come ho detto prima, una continuità in modo che non si rischi
e di fare un salto nel buio. Qui effettivamente le essenze che in questo momento sta producendo Floramiata sono essenze stagionali, soltanto un blackout di pochi giorni significherebbe mandare all'area completamente l'azienda. Mandare completamente all'area dell'azienda significa veramente trovarsi in una crisi forte, una grossa crisi da un punto di vista occupazionale. Quindi speriamo che il dottor Montanari possa in qualche maniera convincere il giudice attraverso le nuove risorse che porterà di fronte al giudice. Speriamo che il dottor Montanari sia abbastanza concreto nel portare le proposte che possono essere di avanguardia per questa azienda. Speriamo che nel territorio questa azienda possa rimanere con la propria competenza, con una professionalità magari maggiore, con un mercato ancora più forte per dare nuova occupazione alla nostra gente.